Penso che dopo un anno la fase di pensatoio, di progetto debba necessariamente sfociare dentro alla fase di cantierabilità, che ad oggi, sarò io disattento, ancora non vedo. Il presidente uscente dell'Ascom, Renato Salvadori, in chiusura di mandato non ha risparmiato qualche frecciatina all'amministrazione comunale di Treviso. Indirettamente chiamato in causa, il sindaco Mario Conte sottolinea come non sia passato nemmeno un anno dalle elezioni e come tante cose siano già state fatte. Ricorda il lavoro del suo vice Andrea De Chechi con Urbecom, che riunisce più di 50 associazioni del territorio per un confronto aperto. E quindi credo che anche questo periodo di confronto sia stato assolutamente necessario. Condivido che adesso è tempo di concretizzare delle azioni, ma questo non è sicuramente un pensiero, nel senso che nella nostra programmazione dei lavori adesso stanno arrivando delle iniziative precise e concrete. Il primo cittadino cita il collegamento tra aeroporto e il centro città, le modifiche apportate alle ZTL anche grazie, spiega, alle osservazioni dei commercianti e poi partiremo anche con dei fondi destinati a tutti coloro che vogliono partire con delle attività commerciali nei locali sfitti. Dire che non è stato fatto niente non è vero, ma sono convinto che il presidente Salvadori nemmeno lo pensa. Stiamo poi rivedendo il piano di trasporto pubblico e dei parcheggi, aggiunge Conte. E a proposito di park, Renato Salvadori ha sottolineato l'importanza di realizzarne uno sotterraneo in città e dopo il mancato avvio del progetto in Piazza Vittoria, Salvadori vede nella riqualificazione della Camera di Commercio e di Piazza Borsa un'occasione storica. A me tutte le idee, tutte le proposte piacciono purché poi siano realizzabili, altrimenti rimarranno sempre nel cassetto dei sogni. Valuteremo anche questo spunto che il Presidente Salvadori ha dato e capiremo se tecnicamente è fattibile. Ricordo che a pochi metri passa il fiume e che ci sono anche delle altre difficoltà tecniche legate al fatto che ogni volta che si scava in città emergono sempre un sacco di reperti archeologici.